debbano essere attuali. Eccoci qua. Allora, siamo tornati, riprendiamo un po' il filo del discorso. Diceva, bisogna in qualche modo rivedere certe, ci sarà solo la Fornero pura, per cui con i vari scaglioni di pensionamento, e non sono previste rivalutazioni, giusto? Diciamo che le prime dichiarazioni, per dire quella che abbiamo letto settimana scorsa del sottosegretario al lavoro Durigon, che dice ma non è giusto che venga tutelato il potere d'acquisto anche delle pensioni più alte, che detta così francamente io non capisco cosa voglia dire, cioè la rivalutazione è quel meccanismo che serve a tutelare il potere d'acquisto delle pensioni. Va detto in chiaro, i pensionati non hanno i contratti di lavoro per cui si rinnovano i trattamenti economici. Una volta che io perdo €1, lo perdo per tutta la vita. Per capirci, nelle ultime due manovre 23 e 24, nei quali non è stata fatta integralmente la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, questo ha significato per il 23 quasi 3 miliardi e mezzo di risparmio dello Stato, ma minori entrate per i pensionati, e nel 24 quasi 7 miliardi. Nel decennio 23-32 la perdita delle pensioni è stata di oltre 61 miliardi. Per capirci, questi sono quattrini che rimangono allo Stato e che non vengono distribuiti ai pensionati. Ora, come dicevo prima, siccome probabilmente l'inflazione calcolata nel 2025 sarà attorno all'1,5-2%, certo, quindi diciamo tutto sommato un dato non particolarmente eclatante, però già il sottosegretario Durigon dice vabbè, non garantiremo la perequazione per tutte quante le pensioni. Allora, intanto è il caso di dire che questi sono soldi nostri, magari vorremmo discutere noi di che fine fanno i nostri soldi, non che un sottosegretario decide lui diciamo, qual è la parte da tutelare e quella meno. Ma il punto è un altro, cioè come è strutturato il sistema previdenziale e assistenziale in questo Paese. Vedevamo prima il dato delle donne che hanno delle pensioni più basse rispetto agli uomini, ma se pensiamo ai giovani e quelli che sono oggi anche meno giovani, stiamo parlando di quarantenni, cinquantenni, che hanno avuto e hanno tuttora carriere di lavoro discontinue, quindi periodi di lavoro e periodi di non lavoro. Esatto. Quale sarà il trattamento pensionistico per queste persone, per questi lavoratori e lavoratrici, con un sistema che è costruito esclusivamente sui contributi effettivamente versati? Significa che tu avrai delle pensioni da fame e avrai un paese povero. Allora, noi siamo disposti a fare dei ragionamenti anche di tipo solidaristico e provare a immaginare come utilizzare la fiscalità generale guardando, come diciamo spesso, più in là del nostro naso, quindi con un pensiero lungo. Perché se la condizione è questa, noi tra alcuni anni avremo un paese povero. Allora significa fare degli interventi utilizzando anche la fiscalità generale, ma utilizzando anche iniziative che guardino all'allargamento della base produttiva, cioè qui o aumenta l'occupazione e aumenta l'occupazione di qualità, e quindi un'occupazione che abbia un reddito e su quale reddito poi si pagano tasse e contributi. Come diciamo noi spesso, il netto in busta è pane e il lordo è l'impianto dei diritti, cioè sanità, scuola, pensione, assistenza, eccetera. Allora bisogna immaginare cosa sarà il Paese
rispetto al fatto che i processi di innovazione tecnologica riducono l'occupazione tradizionale, quindi come immagini di allargare la base produttiva e allargare il sistema previdenziale e assistenziale che renda le condizioni delle persone dignitose. Certo. E quindi questi sono i temi sui quali sarebbe importante aprire un confronto col governo. L'impressione che abbiamo è che le cose, come si dice, vadano come devono andare, senza una capacità di intervento. Ripeto, adesso non è che il sottosegretario Durigon sia, diciamo, però insomma quando lui che è sottosegretario dice, beh vabbè, ma comunque è chiaro che non garantiremo la perequazione a tutti quanti i pensionati, e lo dice così, en passant. Insomma, ti deve essere chiaro che stai dicendo una cosa che mette le mani in tasca alle persone, quindi non sono battute da fare al vento. Però dice le fasce più alte, quindi quelli che hanno guadagnato, che portano più soldi, quindi benissimo. A un certo punto che il sindacato stesso dice togliete a chi ha di più. Mi verrebbe da dire, volendo fare diciamo, il sindacalista vetero, cioè, che siccome la perequazione serve a tutelare il potere di acquisto, c'è chi ha il potere d'acquisto 50, c'è chi ha il potere d'acquisto 70, chi ha il potere d'acquisto 100. Anche nei contratti di lavoro, penso che molti dei nostri telespettatori diciamo, abbiano avuto un contratto di lavoro. I contratti di lavoro si rinnovano in percentuale, sì, ma ci sono quelli che hanno professionalità più elevate, che hanno trattamenti economici più elevati, hanno aumenti contrattuali più elevati di quelli più bassi. Cioè anche nella contrattazione collettiva non ci sono più da sempre, mi verrebbe da dire, gli aumenti uguali per tutti, perché tieni conto di che cosa? Della condizione materiale di quella persona. Però allora leggiamo il messaggio che è arrivato subito un attimo, perché si rifà forse a questo discorso qui, vediamo anche qua, diceva: ma se il cuneo fiscale lo chiedevano tutti, perché dite che è discutibile? Cioè questa è la coperta, da qualche parte va tirata. Perché riguarda solamente i lavoratori dipendenti. È stata usata la fiscalità generale, quella che pagano tutti, certo, per dare una soddisfazione, per carità assolutamente indiscutibile da questo punto di vista, ad alcuni lavoratori, i dipendenti attraverso il cuneo fiscale e gli autonomi attraverso la flat tax. Bene. Ma noi diciamo, nel momento in cui si utilizza la fiscalità generale, io dico altre due cose. Le pensioni delle donne le consideriamo o no? Le pensioni di chi ha avuto rapporti di lavoro discontinui li consideriamo o no? Cioè noi non mettiamo in discussione il fatto che va alleggerito il costo del lavoro, è una battaglia nostra da sempre. Ma nel momento in cui utilizzi la fiscalità generale non puoi intervenire solo su un pezzo come diceva il telespettatore, la coperta è corta, per cui se no non intervieni su nessuno e siamo nella povertà. Ma se la coperta è corta è perché, ripeto, abbiamo un sistema diciamo, occupazionale particolarmente critico, cioè si dice che sono aumentati i posti di lavoro, ma la retribuzione media è diminuita, il che significa che ci sono tanti lavori che non sono retribuiti adeguatamente. E lo sappiamo, sono rapporti di lavoro saltuari, intermittenti, c'è lavoro nero, c'è una paccata del lavoro nero da far paura. E quindi significa mettere in moto un'azione complessiva, governo, imprese, organizzazioni sindacali, che mettano in fila i problemi che abbiamo di fronte. Noi siamo un paese ricco, ma abbiamo una popolazione che è destinata a diventare povera. Ma ci sarà un problema o no? Bravo Cestaro, le pensioni sono soldi nostri pagati anticipatamente per 40 anni. Io voglio che ci sia una costante rivalutazione come lo Stato per i miei versamenti. È esattamente così. Ripeto, e noi non siamo indisponibili a fare un ragionamento di tipo solidaristico, ma ci mancherebbe, insomma, ce l'abbiamo nel DNA, ma
bisogna farlo. Cioè, no, comunque guardando in proiezione passata, destra, sinistra, centro, a parte che c'è stata per tanti anni centro-sinistra di governo, non si è mai toccato questo cuneo. Questa volta è la prima volta nei secoli che finalmente il cuneo è stato toccato. Sarà per una categoria limitata, però sono quelle categorie dove c'erano le famose famiglie col mutuo sopra i capelli che non riuscivano e che non riescono tuttora. Io ne conosco diverse a sbarcare il lunario, cioè non stiamo parlando dei ricchi, per cui dici almeno hai dato un po' di soldi a queste famiglie. Bene, però... Un attimo, ma come aumentare l'occupazione se teniamo i nostri ragazzi in casa sino a 30 anni e poi vanno all'estero a lavorare? Esatto, anche questo è un altro tema, però attenzione su questo punto, perché anche qua cerchiamo di usare il linguaggio giusto. Lo chiamiamo cuneo fiscale, ma è cuneo contributivo. Sì, certo. Ecco, no, nel senso non è stato ridotto il peso fiscale, cioè le tasse sulla retribuzione, sono stati ridotti, diciamo, il peso dei contributi e attraverso il fisco coperta quella parte di contributi. Quindi anche qua cuneo fiscale, non è cuneo fiscale, cuneo contributivo. Però di fatto l'importante era far avere qualche soldino in più in busta paga per arrivare a fine mese a molte famiglie. Certo, ma io mi chiedo perché bisogna utilizzare la parte di contributi che non so quanto durerà, perché dicevo prima il costo lavoratori, non è strutturale, Ma allora è un problema in realtà quello che diceva, che forse il nostro mondo del lavoro non è più appetibile per i giovani. Le nostre aziende, più che mai le aziende medio-piccole, sono una forza trainante del nord-est, di tutto quello che sia, però non sono appetibili per i più giovani, perché se no non avremo i giovani che vanno all'estero. Ma di fatto un giovane, la famiglia che fa sacrifici, lo manda all'università e tutto quel che si vuole, preparato, bello studiato, ambisce a una certa retribuzione che non la trova qua. No, anche meno in Veneto, la trova all'estero. Tu genitore ti senti di dire, senti, fai una vita misera, hai studiato come un cane, accontentati, forse ti daranno un po' di beneficio, taglio il cuneo fiscale, taglio dei contributi, forse, se no porti a casa quella cifra là, 1.400, 1.600, 1.800, accontentati, il mutuo ti soffocherà, non mettere a mondo figli, perché poi questo è l'altro problema, perché se no non li potrei mantenere. Ti posso aiutare io finché sono in pensione, perché almeno io per i soldi li prendo, ma non è una società questa che va avanti. Assolutamente no. Cioè, sì, per fatto la battuta semplicizzando, ma di fatto questo è il ragionamento. Però la cosa che sarebbe interessante approfondire è capire quali sono le condizioni sociali e economiche che trovano i nostri giovani quando vanno in Germania, quando vanno in Svezia, quando vanno in Francia. No, capisci? Perché se no stiamo parlando di cose, diciamo, astratte. I trattamenti economici, la condizione fiscale, il sostegno alle famiglie, se qualcuno di noi è andato in Francia e tu vedi questi giovani con 2 o 3 bimbi, e come mai? Perché sono sostenute, quella è una famiglia sostenuta, i ragazzi per non parlare di paesi del nord Europa, insomma. Certo. E i nostri giovani che vanno a lavorare fuori, non è che siano contentissimi, io sono convinto che mediamente a uno piacerebbe rimanere a casa dove, no, poi per carità è anche bello girare il mondo, però sono le condizioni materiali che trovano in quel paese che sono migliori di quelle in Italia. Sì. Siamo giunti al termine, quindi voi avete delle rivendicazioni, mettiamo l'ultima slide delle rivendicazioni per ricordare bene che comunque il sindacato si sta muovendo da questo punto di vista per far sì che le cose possano in qualche modo andare meglio, quindi rivalutazione piena delle pensioni, rispondendo quindi a quel messaggio che era arrivato, estensione dei beneficiari e aumento dell'importo della 14ª, c'era il tema 14ª, vediamo un attimo la slide, le nostre rivendicazioni, se la mettono un secondo in onda, riforma delle pensioni che supera la famosa legge Monti-Fornero e convocazione del tavolo di confronto con i sindacati sul tema delle pensioni, ovvero a settembre? Vediamo, nel senso che l'anno scorso è andata che abbiamo dovuto fare sciopero perché comunque il governo ha proceduto nelle sue intenzioni senza nessun elemento di confronto. Vediamo cosa succederà. L'impressione che abbiamo è che non succeda niente neanche quest'anno, ma ripeto, il tema previdenza e assistenza è un tema che riguarda il sistema paese.
Quindi per carità, le cose appunto che abbiamo visto, quota 100, 102, 103, sono stati palliativi messi in campo, per carità va bene, per alcuni 103 è stato un mezzo fiasco, insomma, d'altra parte era previsto, ma non si può andare avanti a spizzichi e bocconi, o tu affronti, prendi il toro per le corna, come sarà questo paese tra 5 anni, 10 anni, e cominci a ragionare su questa roba qua, se no, come si dice, è aria fritta. Massimo Cestaro, grazie di essere stato qui con noi, le auguriamo buona estate. Anche a voi. Grazie ai nostri telespettatori di averci seguito, vi invito tutti a mettervi a contatto, approfittare anche di questo periodo più tranquillo con le sedi dello SPCGL, c'è sempre qualcuno che può darvi una risposta, aiutarvi. Rivedete le puntate dello SPI su YouTube, e quindi ci sono tanti temi che sono stati affrontati, sempre di attualità. Fate rivedere il vostro piano pensionistico, basta andare col codice fiscale. Buona estate e naturalmente buon proseguimento seguendo i nostri programmi di TV7. A presto!